Signore, apri le mie labbra. e la mia bocca proclami la tua lode. Adoriamo Cristo Signore che manda il suo Spirito. Alleluia. Adoriamo Cristo Signore che manda il tuo Spirito. Alleluia. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Adoriamo Cristo Signore che manda il tuo Spirito. Alleluia. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Adoriamo Cristo Signore che manda il tuo Spirito. Alleluia. Venite prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Adoriamo Cristo Signore che manda il suo Spirito. Alleluia. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Adoriamo Cristo Signore che manda il suo Spirito. Alleluia. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Adoriamo Cristo Signore che manda il suo Spirito. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo Cristo Signore che manda il suo Spirito. Alleluia. È asceso il buon pastore, alla destra del Padre, veglia il piccolo gregge, con Maria nel cenacolo. Dagli splendori eterni scendi il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo. Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio Trino e unico, fonte d'eterno amore. Amen. Tutte le nazioni verranno e adoreranno il tuo nome, Signore. Alleluia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dei nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele. Volgiti a me e abbi misericordia. Dona il tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tutte le nazioni verranno e adoreranno il tuo nome, Signore. Alleluia. I nostri occhi vedranno Cristo, Re di gloria. Alleluia. sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare, chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali, Si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I nostri occhi vedranno Cristo, Re di gloria. Alleluia. Ogni uomo vedrà la salvezza che viene dal nostro Dio. Alleluia. cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e il suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultano insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni uomo vedrà la salvezza che viene dal nostro Dio. Alleluia. Il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Vi ho scritto con un po' di audacia, in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio, di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengono un'oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Non oserei infatti parlare di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per condurre i pagani all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito. Attingerete acqua con gioia. Alleluia. Alleluia. Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia. Alle fonti della salvezza. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, in Cristo nostro Signore ci ha dato la vittoria. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano, Così le ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rendiamo grazie a Dio, in Cristo nostro Signore ci ha dato la vittoria. Alleluia. Lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Con questa consolante certezza diciamo insieme: Padre nostro, ascolta i tuoi figli. Dio, fonte di ogni consolazione, donaci di avere verso gli altri gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Per glorificarti con un solo animo e una sola voce, Fa che dimostriamo concretamente il nostro amore per il prossimo, per edificare il tuo regno di giustizia e di pace. non permettere che siamo travolti dallo spirito del male. Ci guidi sempre il tuo Santo Spirito. Tu che scandagli mente e cuore degli uomini, Fa che camminiamo sempre nella via della sincerità e della verità. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa riunita dallo Spirito Santo ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con voci di gioia. Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E il Signore sia con voi. Tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente di noi, alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Odioso,
Fa che la tua Chiesa riunita dello Spirito Santo ti serva con piena dedizione e formi in te un cuor solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio, che si è acquistata col sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da Lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È Lui il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Spirito, Dal Vangelo secondo Giovanni. gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, alzando gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siano una cosa sola come noi. Se la lussuria e il desiderio frenato del sesso esiste da millenni, negli ultimi tempi in Italia sono avvenuti episodi rivelatori della totale perdita di pudore da parte di persone fuori controllo. Non ci interessiamo di cosa avviene nelle case. I quotidiani hanno riportato notizie che indicano il grado di perversione simile alle bestie raggiunto da moltissime persone nei luoghi pubblici. Cosa indicano questi segnali? L'istinto ha vinto la dignità umana. Le passioni sregolate dirigono e schiacciano molte persone. Sono scene che avranno visto moltissime volte in televisione e queste persone lusuriose perdono il contatto con la realtà. Si identificano come i personaggi famosi che compiono ogni spudoratezza e non avvertono più alcun imbarazzo. Se poi si va a valutare la vita che conducono moltissimi personaggi famosi, c'è da rabbrividire. I deboli o quelli che si considerano fan di qualcuno diventano schiavi di un pensiero predominante e che non riescono a controllare. In essi la spiritualità è inesistente, hanno perduto ogni traccia di pudore, sono come bestie e non ragionano. Cosa possono dare ai loro figli, ai loro idoli per farli stare bene? Forse la salute fisica, la pace del cuore o la vita eterna? No, possono dare solo la via che conduce alla dannazione. Moltissimi idoli adorati anche da persone insospettabili conducono una vita depravata fra droghe, alcol, sesso frenato e inganni. Sono questi i modelli da imitare? La colpa non è dei giovani. Si nota una forte assenza dei genitori e molti senza fede sono come i figli. A Verona è nata una protesta molto forte in una scuola contro i corsi di affettività e sessualità per bambini. Questo avviene in una scuola cattolica e le suore sono favorevoli. Una mamma in una intervista ha detto: la scuola elementare di mio figlio, che tra l'altro è cattolica, ha organizzato per le classi quinte un corso di affettività e sessualità per gli alunni. Dei psicologi si sono proposti, ma quando alcuni genitori hanno letto la loro relazione è scoppiato il finmondo. In sostanza, in quelle parole hanno visto il tentativo di instillare le teorie del gender nei nostri ragazzi. Le suore della scuola hanno difeso il corso sulla sessualità di fronte ai genitori preoccupati
e che nei ragazzi si potesse generare una certa confusione sessuale. Tutto questo è vergognoso perché si tratta di una scuola cattolica dove i genitori portavano i loro figli pensando di stare tranquilli. Invece le suore sono peggio degli atei. È molto chiaro il progetto degli anticlericali, distruggere la moralità nei bambini, corromperli, fa conoscere presto i peccati. A Trieste un genitore si è trovato costretto a tenere a casa il proprio figlio nelle ore in cui si svolgeva il gioco del rispetto, con contenuti chiaramente ispirati dall'ideologia del gender. La vicenda di Amedeo Rossetti, il padre triestino in questione, può veramente essere presa come esempio di quanto stia accadendo nelle nostre scuole, dove corsi di questo tipo vengono proposti, spesso senza nemmeno essere inseriti nel piano dell'offerta formativa, mettendo i genitori davanti al fatto compiuto o, in molti casi, alla loro totale insaputa. La lettera non ha ottenuto risposta e, in mancanza di tali richiesti, la famiglia ha deciso di tenere a casa il bambino nelle ore in cui si sarebbe svolto questo gioco, nel quale, tra le altre cose, si invitano i bambini a esplorare i corpi dei loro compagni, ascoltare il battito del cuore a vicenda. Ovviamente i bambini possono riconoscere che ci sono delle differenze fisiche che li caratterizzano, in particolare nell'area genitale. Si trattano di episodi veramente emblematici. Nelle scuole italiane è in corso una vera e propria offensiva da parte di chi, anche a livello istituzionale, vuole rieducare i bambini secondo l'ideologia azienda. Molto spesso in barba alle regole scolastiche. È più che mai necessario che i genitori tengano alta la guardia e non esitino a chiedere ragione dai corsi extracurricolari sospetti e, in casi estremi, a esercitare il proprio diritto a educare la prole, tenendo i figli a casa. Dopo aver ricevuto l'avviso che in aula si sarebbe tenuto il gioco del rispetto, Rossetti aveva scritto una raccomandata al comune chiedendo di attivare un'attività alternativa e di poterne conoscere i dettagli. Questi episodi, tra l'altro, indicano che non hanno più lo Spirito di Dio. Non può che essere così, perché Gesù ha inviato lo Spirito del vero Dio solo alla sua Chiesa e ai veri credenti in Lui, quelli che auspicano un dialogo o la preghiera comunitaria con chi odia il cristianesimo sbagliano gravemente. Solo Gesù ha insegnato l'amore verso tutti, il perdono, la misericordia, la giustizia, la docilità, l'umiltà, la pace, la verità. Tra i doni dello Spirito Santo oggi spicca il dono di sapienza, perché ci dà una conoscenza amorosa di Dio, delle persone e delle cose create in quanti riferite a Lui. Mediante questo dono partecipiamo degli stessi sentimenti di Gesù nei confronti di coloro che ci stanno attorno. Ci insegna a leggere gli avvenimenti all'interno del piano provvidenziale di Dio.
fra i doni dello Spirito Santo. È questo quello di cui tutti i cristiani hanno particolare bisogno. Ci fa conoscere e gustare Dio, rendendoci capaci di valutare rettamente le situazioni e le cose di questa vita. Il cristiano che segue da vicino il Signore contempla, mediante la visione profonda, che questo Dio dà all'anima la realtà creata da un più alto punto di vista, dato che in qualche modo partecipa della visione che Dio ha in se stesso di tutto il creato. Il cristiano giudica tutto attraverso la chiarezza di questo dono. Sia lodato Gesù Cristo. ora e sempre sia lodato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito E in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostro Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Bernadette, San Luigi Orione e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarir le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero che te, 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 io non desidero che te.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. L'anima di Cristo, Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te a lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. io consacro me stesso per coloro che mi hai dato, Padre, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Alleluia. Preghiamo. La partecipazione a questo santo mistero ci dia grazia su grazia, Signore, e con la sua forza rinnovatrice ci rendi sempre più degni di così grande dono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Preghiera alla Santissima Trinità. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in questo tempo di grande tribolazione, in cui il mondo sembra essere impotente dinanzi all'avanzata di questa pandemia, voi siete il mio solo rifugio e la mia unica speranza. Vi offro le mie paure, la mia grande preoccupazione per quello che sta succedendo, ma anche la mia gioia, perché tu, oh Dio, sei meraviglioso e sai trarre il bene anche dal male. Mai come ora ho capito che questa è l'occasione per starti più vicino, per pregarti di più, per rinnovare la mia vita e il mio cuore a te. La vita quotidiana che mi ero costruito mi portava a correre sempre, a correre senza sosta, e in questa veloce corsa ero giunto senza accorgermi sull'orlo di un precipizio spaventoso.
ma la tua forte mi ha afferrato, mi ha costretto a guardare e finalmente ho capito. Ho visto dove mi conduceva la mia folle corsa. Grazie, Trinità dolcissima. Ora so che un'esistenza vissuta senza di voi è più cupa della morte. È una corsa verso il nulla, porta verso l'abisso della disperazione. Perdona, o Signore, la mia durezza di cuore. Tu sei un Dio d'amore e vorresti sempre donare carezze ai tuoi figli. Purtroppo i tuoi figli sono spesso ciechi e testardi, e allora sei costretto a intervenire con le maniere forti. Ma anche questo è amore, perché tu, oh Dio, sei per salvarci. Alla ripresa della vita niente sarà più come prima. Ora ho capito ciò che conta veramente. Guarderò la realtà con occhi diversi. Avrò priorità diverse. Un amore più tenero e più grande per tutti i miei fratelli. E soprattutto nulla mi separerà più da te, o Signore, mio solo e unico bene. La mia vita adesso ti appartiene. D'ora in poi voglio vivere per amarti e servirti e recuperare così tutto il tempo perduto lontano da te. Grazie, o Trinità Beata, salvate tutte le anime. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti. Guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimoni della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo 3 Ave Maria per tutte le persone che operano in prima linea contro il coronavirus. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Ricordo gli avvisi. Allora, fino a sabato la messa alle 9, ore 9 le lodi, a seguire la Santa Messa, ore 11 Santo Rosario, ore 15 a Coroncina della Divina Misericordia, ore 16 Vespri, ore 18:30 Santo Rosario Madonna Guadalupe. Ricordo il lunedì ore 21 le preghiere di guarigione e liberazione e il venerdì sera ore 21 la messa di guarigione. Stasera faremo la messa di guarigione in diretta solo per i volontari, così almeno anche da casa usufruite delle preghiere, mi raccomando. Preghiamo tanto per la nostra amata Chiesa affinché arrivi quanto prima a trionfare il cuore immacolato di Maria, spazi via tutte queste eresie che non se ne può più, mi raccomando. Dopo faremo un atto di dolore e riparazione a tutti i sacrilegi che si stanno compiendo in questi giorni con la Santa Eucaristia, che è vergognoso questo, e preghiamo tanto per i sacerdoti perseguitati, perché ce ne sono tanti purtroppo. Ho visto quello di Brescia, Don Gianluca, perché parlava male del governo, è stato ricoverato col TSO. Vi rendete conto? Sacerdote sano di mente, non puoi toccare il governo, capito? Non si possono toccare queste belve, perché ti prelevano da casa e ti portano via. Complice il vescovo, purtroppo, perché è del PD. Vabbè, lasciamo stare. Perciò preghiamo tanto per i sacerdoti, mi raccomando, perseguitati, perché stiamo attraversando un periodo burrascoso, angosciante, di tribolazione. Tanti mistici e santi ci hanno detto questi periodi, siamo in piena apocalisse ma ancora nessuno se n'è accorto. C'è lo scontro tra il bene e il male. Via di mezzo non esiste più, il demonio ti spazza via, l'ho spiegato tante volte. Non aggiungo altro, che tanto andate a leggere le catechesi oppure i video che ho fatto prima, che spiegavo tutte queste cose, mistici, santi, beati, cosa dicevano di questo attuale periodo. Bene? Ricordo, se qualcuno vuole farsi via la via Crucis può farla, tenete le distanze, quelli che sono in famiglia insieme possono stare assieme. Bene? Teniamo sempre le distanze, mi raccomando, perché purtroppo vedete anche la Chiesa è a metà. Queste cose qui, vabbè, lasciamo stare. Preghiamo affinché tirano via quanto prima le mascherine, eccetera, eccetera, per giugno. Speriamo, preghiamo tanto, tanto, tanto. Okay? Da settimana prossima si ritorna tutto come prima. La messa sarà alle 9:30, non alle 9, ma alle 9:30. A seguire Santo Rosario. Poi negli avvisi stasera di venerdì spiego bene tutto. Unito in preghiera, buona giornata a tutti, facciamo l'atto di dolore in riparazione a tutti i sacrilegi che si stanno compiendo questi giorni in tutto il mondo contro Gesù Cristo e la Santa Chiesa, soprattutto contro l'Eucaristia, e questo è vergognoso. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono,
e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen. Ho dimenticato di dire una cosa, mi ha chiamato una parrocchiante di sto Don Gianluigi e mi ha spiegato un po' tutto, mi ha ringraziato perché stiamo pregando per lui, pensate un po' voi. Va bene, noi preghiamo per tutti i sacerdoti perseguitati. Ieri sera mi ha chiamato questa signora, mi ha spiegato che Don Luigi era bravissimo sacerdote, purtroppo era contro il governo, è stato portato via. Capito? Come fanno? Va bene? Uniti in preghiera, buona giornata a tutti. Grazie. Salve Regina. Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera dei volontari dell'Associazione. Ti ringraziamo, Santa Madre di Dio, per il dono prezioso che ci hai dato all'Associazione Nostra Signora di Lourdes, luogo dell'amore e della liberazione, nata dal tuo cuore traboccante d'amore per tutti i sofferenti nell'anima e nel corpo. Per questo ti preghiamo, o Vergine Santissima, insegnaci ogni giorno a servirti in questa associazione con umiltà, con amore e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai tuoi desideri, per la gloria di Dio e per la salvezza eterna delle anime. Vergine Santissima di Lourdes, aiutaci a diventare veri apostoli del tuo amore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti, ci ritroviamo alle ore 11 con la recita del Santo Rosario.